Benvenuti a questo appuntamento della sostenibilità del digitale organizzato da Regione del Veneto e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova. Lascerei la parola in questo momento a Idelfo Borgo, direttore direzione ICT e Agenda Digitale di Regione del Veneto. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, ringrazio anche di essere stati invitati in questa giornata, in questo tardo pomeriggio. Diciamo. Ringrazio soprattutto la provincia di Padova che ci sta aspettando in questa sede, ringrazio anche l'Università di Padova sul quale stiamo collaborando. Il tema della sostenibilità del digitale è un tema che sempre di più nei prossimi anni ci toccherà. Ci ha toccato fortemente in questi mesi durante il lockdown e ahimè ci toccherà, ormai da come stanno andando le cose, ci toccherà sempre di più anche nei prossimi mesi. Ci siamo scambiati un po' di numeri sulla sostenibilità digitale, ho visto dei numeri che sono veramente a volte impressionanti. Il tema del digitale poi è sempre più anche cogente perché poi si parla sempre di trasformazione digitale, si parla di trasformazione, di digital transformation per la pubblica amministrazione, perché se vogliamo far sì che la pubblica amministrazione rimanga ai passi di tempo e soprattutto anche di esigenze di un tessuto economico che mai come in questi momenti sta soffrendo, serve una forte trasformazione digitale. Questo impatta sia sui processi, ma impatterà anche sicuramente anche sul nostro modo con cui faremo le cose. Il digitale poi ha anche però purtroppo anche un impatto anche sull'ambiente effettivamente. I numeri, come dicevo prima, sono impressionanti, si parla di un trend di crescita che sono spaventosi, dobbiamo pensare, riflettere su come dovremmo gestire nel futuro poi questa tematica. Io direi adesso di passare la parola al primo relatore, che se non sbaglio è il professor Marco Bettiol, che ci parlerà effettivamente di questa ricerca che si sta facendo in collaborazione poi anche con Regione Veneto. Ecco, sottolineo anche poi l'importanza anche di trattare un tema così importante, che è un tema che non può essere affrontato dai singoli, ma un tema che va affrontato in maniera multidisciplinare tra tutte le amministrazioni che possono concorrere proprio in questo modello di sostenibilità che sempre di più devono attuare. Teniamo presente poi anche, chiudo poi velocemente passando la parola anche a Marco, il tema del sostenibile poi tra l'altro è un tema che sarà sempre più importante anche nella prossima programmazione europea. Si parlerà sempre di più di sostenibilità, nel senso che i progetti non dovranno essere sicuramente anche raggiungere gli obiettivi che si sono posti per essere finanziati, ma dovranno anche avere una grossa visione verso la sostenibilità, verso anche il digital, ma soprattutto anche il digital green. Quindi passo la parola al professor Bettiol che ci illustrerà un po' l'inizio di questa ricerca. Grazie. Grazie Idelfo, adesso ci spostiamo. Questa è un'inedita versione di questo webinar in realtà perché è un mistro tra relatori in presenza e voi che ci ascoltate a casa. Abbiamo dovuto riarrangiare naturalmente per le ultime disposizioni all'ultimo momento e quindi ci trovate così in questa particolare versione. Ringraziamo anche la provincia che ci ospita, la provincia di Padova che ci ospita qui fisicamente. Allora, adesso apro la presentazione. Dovreste riuscire a vederla. Eccola qua, adesso vediamo se la riuscite a vedere bene così. No, non so cosa sia successo. Eccola qua, perfetto. Allora, bene, come diceva anche Idelfo Borgo, questo è un progetto di ricerca che abbiamo attivato da pochi mesi. È un progetto che prevede la collaborazione tra l'Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, la Regione Veneto, in particolare la Direzione di Sistemi Informativi, ICT, sulla quale si è ragionato insieme su un tema appunto che è molto sottovalutato, che è appunto la sostenibilità del digitale. Naturalmente sappiamo che il digitale noi lo vediamo come molto leggero, come qualcosa che sta nella nuvola, nel cloud, ma in realtà ha un suo impatto sull'ambiente e questo è legato essenzialmente al fatto che tutto il digitale si poggia su un'infrastruttura fisica. Tutto ciò, tutti i dati, i video, il gaming che facciamo, la condivisione di strumenti, devono stare da qualche parte, loro stanno in un luogo virtuale che è la nuvola, ma questa nuvola si appoggia a delle basi e queste basi sono necessariamente fisiche, in particolare sono i data center, quelli sono sempre più importanti
e lo diventeranno sempre di più in futuro, nella misura in cui sempre di più noi ricorreremo a strumenti di condivisione in rete, sia per modificare, produrre, editare i nostri file, ma sempre di più anche a software, a intelligenza computazionale che non sarà più nei nostri strumenti, ma sempre di più sarà ospitata in questi data center, che però naturalmente rappresentano un'infrastruttura fisica e diciamo, consumano energia, hanno un impatto ambientale. Quindi l'aspetto sul quale come ricerca vogliamo andare a analizzare, studiare appunto questo impatto. Perché questo tema riguarda sia l'Università sia la Regione Veneto, naturalmente l'impatto ambientale è qualcosa che riguarda tutti in questo momento, ma in particolare riguarda anche le amministrazioni pubbliche, perché molti degli servizi che oggi vengono erogati anche dall'amministrazione pubblica, oggi si basano su servizi digitali e sempre di più le amministrazioni pubbliche gestiscono infrastrutture digitali complesse. Quindi questo non è che qualcosa che riguarda semplicemente solamente noi come consumatori, come utilizzatori, ma riguarderà sempre di più anche l'amministrazione pubblica e anche l'università, naturalmente, che utilizza anche queste infrastrutture per le proprie ricerche. Il problema che in qualche modo dobbiamo affrontare è quello che è stato evidenziato in questa ricerca che ha stimato l'impatto in termini di consumo e quindi anche di consumo di energia elettrica, anche quindi di impatto in termini di CO2, una stima sulla crescita di questo utilizzo. I data center sono sempre più utilizzati, noi produciamo costantemente nuovi dati. Oggi diciamo, la stima che diciamo, questi ricercatori hanno sviluppato è che più o meno stiamo passando dall'1,5 fino a quasi il 3,5% del consumo mondiale di energia, quindi qualcosa che sta crescendo anche in modo abbastanza rapido ed è diciamo, parte di questa grande trasformazione appunto che si chiama trasformazione digitale, che riguarderà e che sta riguardando un po' tutta la nostra società e la nostra economia. In questa crescita in termini di energia, di consumo energetico, i data center iniziano ad avere una quota sempre più importante perché stanno crescendo in numero, stanno crescendo in termini di importanza, quindi oggi quasi il 45% del consumo, dell'aumento di questo consumo della parte digitale è legata appunto a queste grandi infrastrutture che sono sempre più essenziali ma che non di meno hanno un ruolo piuttosto importante. Naturalmente quando si parla di misure, stime, c'è un forte dibattito in letteratura, quindi alcuni ricercatori hanno delle stime un po' più prudenti che invece diciamo, usano, segnalano degli incrementi più ridotti, ma il fatto che non ci sia oggi una misura concordata, una misura riconosciuta anche a livello internazionale segna il fatto che c'è bisogno di maggiore ricerca, c'è bisogno di una maggiore capacità di analisi per arrivare a comprendere quant'è il vero consumo, che non è semplicemente il consumo di energia puntuale, cioè quanto i data center consumano, ma una sostenibilità più ampia che tenga conto anche di tutto ciò che ha a che fare con i data center, che è l'infrastruttura, sono i server, sono tutta la parte anche di, diciamo, di hardware che impatta e ha un ruolo molto importante da questo punto di vista. Devo dire che negli ultimi anni, anche dal punto di vista tecnologico, c'è stato un grande investimento da parte dei gestori di questi data center, in particolare una delle innovazioni più importanti che sono state sviluppate sono questi data center di nuova generazione, cosiddetti hyperscale, che sono molto più efficienti rispetto al passato e consentono di gestire molti più dati a costi decisamente inferiori, e questi vengono anche indicati come naturalmente il futuro in questo settore, ma anche come uno degli elementi che consente di compensare il grande ricorso agli strumenti digitali. Insomma, anche un video su YouTube consuma, deve stare da qualche parte, in termini sia diciamo, di file, ma anche di streaming, quindi di accesso all'informazione. E quindi questa infrastruttura rappresenta oggi sicuramente un elemento sul quale molti stanno investendo e diciamo, a questa probabilmente si agganceranno anche molte innovazioni tecnologiche in futuro. Il problema in ogni caso rimane che noi siamo di fronte a un sistema di crescita esponenziale dei dati, questa è una stima nel 2024, come vedete la curva è esponenziale, e sempre di più produrremo dati, sempre di più vivremo nel mondo del digitale, come dice Luciano Floridi, viviamo nell'on life, quindi un mondo che è mondo fisico e mondo digitale, sempre più produrremo dati, sempre più anche come consumatori abbiamo i nostri smartwatch che producono dei dati, quindi sempre di più questa cosa aumenterà. E a fronte di questo aumento esponenziale diciamo che la capacità di
ridurre diciamo, gli sprechi, la capacità di efficienza, e sta sicuramente migliorando, ma ha una progressione diciamo, un pochino più piatta, e quindi alla fine ci sarà una tensione. Questo che vedete è il grafico di efficienza sostanzialmente dei data center di Google, che ha un livello di efficienza davvero molto alto. Tenete conto che sotto l'1 non si può andare, vedete alla vostra destra che hanno già raggiunto un livello di efficienza pari a 1.10, quindi hanno raggiunto davvero un grado di efficienza molto molto importante, e quindi di fatto diciamo, abbiamo una crescita esponenziale in termini di dati e un'efficienza che è aumentata notevolmente nel corso degli ultimi 10 anni, ma che sta in qualche modo raggiungendo probabilmente più il massimo tecnico da un certo punto di vista, e quindi c'è una necessità in qualche modo di tener conto di questa tensione che riguarderà soprattutto l'oggi ma soprattutto il futuro. È tanta questa tensione che gli grandi operatori del software e quelli che gestiscono grandi sistemi di cloud stanno provando a mettere insieme strumenti sempre più sofisticati, anche con soluzioni molto creative, come Microsoft, che ha sperimentato l'idea di data center subacquei, ovviamente per aumentare l'efficienza. Sapete, una delle voci più importanti di inefficienza in data center naturalmente è il raffreddamento. I server hanno bisogno di stare a una temperatura costante per funzionare bene, producono molto calore, non c'è modo migliore per disperdere il calore che l'acqua, e quindi hanno sperimentato un data center sommerso, che hanno tenuto sommerso per più di un anno per verificarne poi l'affidabilità, con risultati loro due interessanti. Ma questo, al di là se questa soluzione verrà applicata su larga scala, è anche l'indice della necessità di trovare soluzioni innovative. A livello europeo, in termini di data center, è stato sviluppato un codice di condotta volontario, quindi l'Unione Europea ha iniziato anche in tempi non sospetti, a partire dal 2008, a invitare gli operatori a ragionare appunto nel dichiarare le loro procedure, i loro protocolli per aiutare un processo di condivisione di informazioni di best practice a livello europeo. Questo ha portato a, come vedete, un miglioramento dell'efficienza generale dei data center a livello europeo, anche se c'è ancora molto molto da fare. C'è anche un tema geografico. Questo sistema europeo di tracciamento consente anche una prima mappatura geografica dei data center. Come potete vedere da questa immagine, oggi forse uno dei problemi principali, anche dovuti alla Brexit, è che un server su due diciamo in Europa sta sostanzialmente a Londra, e quindi c'è tutto un problema di trasferimento di data center sul suolo europeo dovuto appunto al tema della Brexit, alla necessità dei grandi operatori, per anche le ragioni di privacy, di avere una propria base in Europa. Questi data center hanno una complessità crescente, sempre di più sono delle macchine molto molto articolate e sono talmente complessi che ormai superano la capacità dell'uomo di poterli gestire direttamente, tanto che grandi aziende, ma Google ne sono l'esempio, hanno deciso di applicare l'intelligenza artificiale per gestire l'efficienza, con risultati anche molto interessanti, quindi con un aumento di efficienza del quasi il 15%, quindi è qualcosa di veramente significativo, ma non è l'unico. Naturalmente Google ne sono l'esempio, proprio perché sono macchine sempre più sofisticate, sempre più complesse, e nemmeno gli ingegneri che li hanno costruiti oggi sono in grado di gestirle in modo particolarmente efficiente, tanto che hanno bisogno di nuovi strumenti di questo tipo. Quello che da una prima ricognizione che abbiamo fatto, anche essendo la Regione Veneto, su quello che sta accadendo in questo settore, oggi la grande sfida è il tema delle energie green, quindi delle energie verdi, perché come abbiamo visto in termini di efficienza sono stati fatti passi davvero importanti a livello internazionale. Oggi la vera sfida della sostenibilità in questo mondo è appunto quello di renderlo sostenibile all'inizio, cioè nell'origine dell'energia, e quindi di ricorrere sempre più a fonti rinnovabili. Questo ha portato e sta portando i più grandi operatori a livello internazionale a fare delle dichiarazioni molto molto importanti, anche molto impegnative. Addirittura Microsoft ha lanciato un progetto molto significativo di addirittura essere carbon negative, cioè addirittura di essere in grado di assorbire, non di produrre CO2, ma di assorbirla. E questo è un impegno che hanno tutti i grandi operatori che si sono posti obiettivi davvero ambiziosi,
speriamo che riescano a realizzarli, perché sarebbe comunque un risultato molto positivo per l'ambiente, per la nostra società, ma comunque molto ambiziosi. Sappiamo che però questo tema porta anche dei nuovi rischi, una nuova complessità, perché gestire energie verdi non è come gestire le energie provenienti da fonti fossili. Sappiamo che l'opportunità è legata al fatto che il costo delle energie rinnovabili sta decrescendo nel tempo e c'è un crescente interesse da parte delle grandi multinazionali nell'acquisire dal punto di vista energetico energia direttamente dalle fonti rinnovabili, quindi c'è un mercato che sta crescendo da questo punto di vista, quindi prezzi decrescenti e una domanda in aumento, quindi un aspetto molto significativo. È anche vero che ad oggi la situazione è un po' più complessa, nel senso che gestire questi data center, proprio per la natura del tipo di servizio, richiede continuità. Continuità ed affidabilità, quindi sono servizi che naturalmente funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando uno non accede alla propria posta elettronica online, di solito se c'è un problema esce sul giornale, perché è diventato un servizio così importante e quotidiano che non può essere interrotto naturalmente, e dare questa continuità da solamente con le fonti rinnovabili è molto complicato, quindi c'è bisogno di un'integrazione. L'obiettivo è quello di arrivare, tra virgolette, a essere sempre più verdi, come vedete, dall'alto alla situazione di alcuni anni fa. La situazione attuale, quella intermedia, e in futuro, insomma, di arrivare a situazioni sempre più verdi, anche se per certi versi i combustibili fossili forse non potranno essere totalmente eliminati, proprio per la necessità di dare energia istantanea. Oggi gestire questi data center a livello internazionale richiede una prospettiva globale, proprio in ragione del fatto che si vogliono usare energie rinnovabili. Questo significa anche saper dosare lo sfruttamento dei data center in ragione del picco, ad esempio, solare, e quindi di distribuire la capacità computazionale di accesso ai data center nel momento in cui in quella zona c'è la massima produzione possibile, ad esempio, di energia solare. Quindi oggi gestire i data center non è semplicemente una gestione puntuale, ma una gestione molto più complessa, molto più articolata, che richiede appunto una compresenza anche a livello internazionale. Per capire meglio anche tutto il tema della sostenibilità ambientale, anche ragionando con la Regione Veneto, c'è tutto un tema molto importante che riguarda oggi l'analisi delle filiere delle supply chain. Ci sono due temi sui quali ancora oggi la letteratura diciamo, si è poco addentrata, ma sulla quale noi come progetto di ricerca vogliamo investire. Uno riguarda la filiera stessa dei data center. Oggi questi data center richiedono molte tecnologie, anche nel raffreddamento. Parte di questa tecnologia è anche italiana, è importante, quindi c'è tutto un mondo che ruota attorno alle forniture di questi data center, che comunque deve essere valutato nei suoi impatti ambientali, e poi c'è anche un'analisi su quello che è, diciamo, sono le filiere tradizionali, che in parte vengono riviste dall'utilizzo del digitale. Perché è vero che i data center consumano, ma è anche vero che i servizi digitali sono spesso, non sempre, ma spesso anche più sostenibili dell'equivalente analogico. Quindi un'analisi più complessiva poi della sostenibilità del digitale richiede anche un'analisi di filiera che, diciamo, ci sono alcuni esempi anche in letteratura di attività di questo tipo che però meritano di approfondimenti molto più precisi e molto più articolati. Che cosa emerge qui? Poi mi fermo in questa presentazione. Emerge da questa, insomma, prima analisi che sempre di più la gestione del data center è sì un tema ingegneristico, nel senso che richiede progettazione e capacità tecniche, ma sempre di più sta diventando un problema manageriale ed economico. Manageriale perché richiede appunto un'analisi appunto delle filiere molto più articolate delle supply chain, quindi non è semplicemente un'efficienza puntuale, ma di una catena molto più grande, molto più articolata. La necessità di rapportarsi con mercati dell'energia che sono necessariamente frammentati a livello internazionale, nuove modalità di acquisto dell'energia, come si acquista oggi l'energia clean, rappresenta un tema molto molto importante. Sappiamo oggi che la liberalizzazione dei mercati di energia sta crescendo a livello internazionale e questo è un aspetto sicuramente che cambierà il modo di acquisire questa energia. C'è la necessità di un nuovo mix nelle fonti energetiche, questo un po' lo dicono tutti gli studi, non basterà un'unica fonte energetica rinnovabile, ma sarà un mix di eolico, solare naturalmente, anche l'idroelettrico che torna in auge, però con dei limiti ovviamente nella sua crescita, e anche si parla addirittura del nucleare di nuova generazione,
per poter garantire una continuità energetica in alcuni punti. Richiede sicuramente una gestione globale, come dicevo prima, oggi se si vuole sfruttare al massimo l'energia rinnovabile bisogna anche tener conto della rotazione terrestre, quindi questo ha un impatto anche a livello globale, e poi ci sarà bisogno di nuove soluzioni tecnologiche. Io direi che mi fermerei qui e adesso lascio la parola a Eleonora Di Maria, che verrà al mio posto, perché questa è la postazione che abbiamo dedicato per i relatori. Eleonora, a te. Grazie Marco Bettiol per questa panoramica molto ampia, molto interessante, non tanto per le risposte che dà, quanto per le domande che apre su un tema che è sempre più urgente andare ad esplorare. Lo facciamo adesso con questa tavola rotonda. Abbiamo con noi tre diversi relatori che esploreranno da diversi punti di vista i temi che abbiamo visto. Marco Bettiol ci ha parlato di nuovi data center, nuove modalità di organizzare e gestire queste infrastrutture che consumano energia ma di cui non possiamo fare più a meno, anzi diventano un'infrastruttura su cui tutto il sistema pubblico e privato si andrà in qualche modo ad appoggiare per gestire la trasformazione digitale, i rapporti e i servizi ai cittadini, la nostra vita come consumatori. Ci ha sottolineato anche il ruolo molto importante che la gestione dell'energia ha, e quindi sarà interessante capire come si possono affrontare queste tematiche e chi sono già gli attori che hanno messo in campo soluzioni innovative da questo punto di vista. L'altro ambito ha a che fare con le modalità, diciamo, di azione sul territorio. C'è da un lato un'attenzione, diceva Marco Bettiol, alla dimensione globale, ma naturalmente questo si deve in qualche modo allineare con quelle che possono essere poi le azioni che la pubblica amministrazione, in particolare la regione, diciamo, porta avanti in un contesto che comunque è altrettanto importante. Io darei subito la parola, partirei subito con Alberto Filisetti, Country Manager Italy di Nutanix, per conoscere in particolar modo quali sono le frontiere, ma anche le soluzioni tecnologiche che da un punto di vista dei data center in questo ragionamento già sono disponibili. Prego. Avete lasciato proprio per primo, così. E io allora rispondo provocatoriamente alla presentazione di Bettiol, perché lui ha fatto vedere il data center subacqueo, io faccio vedere invece il data center in laguna su gondola. Non è proprio una gondola, ma la prossima volta chiederemo di dargli una spintarella, così cade in acqua e anche noi potremo dire siamo green. Vabbè. Grazie innanzitutto di questo invito, molto apprezzato. Sono Alberto Filisetti e rappresento Nutanix. E Nutanix fa parte, secondo quanto ha detto Marco, di uno dei cattivi, perché noi data center li facciamo fino a prova contraria. Aspettate un attimo, c'è un problema di... Perfetto. Sì. Noi siamo coloro che i data center li fanno, quindi facciamo la parte dei cattivi. Non sto a raccontarvi che cosa facciamo esattamente perché non mi basterebbero 12 ore, non è questa la sede. Quindi volevo riprendere un po' il discorso che aveva cominciato Marco sull'impatto ambientale. È vero, io però faccio anche una prima considerazione. Io ero solito fare dagli 80 ai 100.000 chilometri in auto all'anno. Oramai quando scendo a prendere la macchina raccolgo i funghi sui copertoni, quindi è vero, non consumo energia da una parte, consumo tanta energia da una parte ma ne consumo meno dall'altra, ed è bellissimo. Tra l'altro io dove abito ho intorno a 3 scuole e nel periodo di lockdown era una meraviglia, vi posso garantire, non c'erano code, non c'erano strombazzate, però è vero, se parliamo proprio di information technology e di data center stanno a dir poco esplodendo. E mi fa piacere, fra l'altro, che hai utilizzato dati che arrivano da Google, perché chi ha fondato Nutanix ci sono anche dei fuoriusciti da grossi di questi cloud provider, tra cui la stessa Google. Google, come tutti gli altri, alla fin dei conti, che cosa hanno detto o che cosa hanno capito? Sono partiti da zero, hanno detto, vediamo che cosa c'è sul mercato e come poter approcciare comunque un data center di nuova generazione in modalità hyperscaler, perché effettivamente una Google ha dei data center a dir poco immensi. Guardato sul mercato e si è reso conto che nulla di quello che c'era sul mercato rispondeva alle loro esigenze, altrimenti quell'efficienza dell'1.1 che ci ha fatto vedere prima non sarebbero mai riusciti a raggiungerla. L'efficienza è uno degli argomenti,
proviamo a pensare cosa voglia dire se noi già oggi in un'azienda media italiana abbiamo da gestire 20-50 server fisici e non so quante centinaia di macchine virtuali e ancora più di centinaia di applicazioni. Proviamo a pensare una Google, così come una AWS, così come una Microsoft, che dramma la gestione di un parco macchine veramente da perdere la testa. Quindi hanno detto dobbiamo pensare di fare le cose diversamente e l'hanno fatto. E si sono inventati un modello, un paradigma completamente diverso. Il data center tradizionalmente è fatto da 3 pezzi, dalla parte che eroga, diciamo, le risorse computazionali, all'infrastruttura di rete e fino ad arrivare poi al contenitore dei dati, giusto per parlare, diciamo, un linguaggio che tutti possono capire senza scendere nei dettagli. I signori della Google hanno preso questi 3 elementi, li hanno impacchettati, ma non è semplicemente l'impacchettamento il segreto, e poi la gestione è fatta in un modo completamente diverso. E si sono fatti il loro data center. E guarda caso è andato nella giusta direzione, perché i dati che hai fatto vedere prima sono... Insomma, vorremmo averli tutti, Marco. In tutto ciò, diciamo, sì, sono i cattivi perché effettivamente sono degli energivori come ne vediamo pochi, anche se di promesse ne hanno fatte tante, ma ci crediamo alle promesse, tutto sommato mi sembra che finora stiano andando nella giusta direzione, però sono degli energivori. Bene, veniamo a Nutanix. Nutanix, anche qui scendo nei dettagli, ma fino a un certo punto. È un'azienda americana che è entrata nel mercato 11 anni fa e abbiamo detto facciamo i data center. Anzi, pensiamo di fare il data center in un modo completamente diverso da quello che si è fatto negli ultimi 20 anni. Ma dal momento in cui non c'è nulla di nuovo a sto mondo, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo preso quello che funzionava bene. Siamo andati a curiosare, faceva parte anche del nostro patrimonio, come facevano i data center Google, come li fanno tutti gli altri grossi cloud provider, che sono riusciti ad ottenere questo tipo di risultati, e li abbiamo, un data center Google funziona solo in Google, in ogni caso, un data center Amazon funziona solo in Amazon, così come quello di Facebook. Ecco, noi abbiamo fatto in modo che questi data center, lo stesso paradigma, funzionasse in casa delle imprese a tutto tondo, funziona in casa delle imprese, della pubblica amministrazione, delle aziende finanziarie, di chiunque. Però basato sullo stesso paradigma, il paradigma su cui in oggetto viene chiamato iperconvergenza. E come dice la parola, iperconvergenza vuol dire si prendono tanti pezzi e li si mettono tutti vicini. Il fatto di mettere tutti questi pezzi vicini ci dà modo di... cioè la somma di questi pezzi in un unico blocco dà un risparmio energetico molto più significativo dei pezzi separati. Questo è un dato di fatto. E un dato di fatto, ed è bello anche raccontarlo questo dato di fatto, perché comunque abbiamo, in Italia ormai noi siamo presenti già da diversi anni, abbiamo clienti importanti, tra cui anche la regione in cui siamo ospitati, c'è un grosso internet service provider, neanche tanto lontano da qui, anche loro hanno fatto una scelta e guarda caso nel calcolo del ritorno degli investimenti la parte energetica era uno degli elementi chiave per poter fare una scelta. Poi c'è un cliente che mi piace sempre ricordare, perché è vero, è facile fare le presentazioni parlando di Google o della mega azienda, sono tutti bravi quando le cose sono grosse. Invece mi ricordo una volta ad un evento, avevamo contrattualizzato un sistema in una filiale di una multinazionale austriaca che fa sensori. La filiale italiana è relativamente piccola, non è che avesse chissà quale esigenze, però insomma il data center di questa azienda era fatta da un paio di armadiate, quindi alti 2 metri, pieni zeppi di roba che consumavano un pandemonio. E durante questo evento la persona che ha seguito questo progetto interno al cliente ci ha tenuto a far vedere a tutta la platea un video, per far vedere il prima e il dopo, e man mano, e tutti i passi naturalmente. Questo paio di armadiate si è ridotto praticamente in neanche mezzo metro di apparecchiature per avere il doppio o il triplo della potenza. Ecco, questo è possibile sicuramente con ottimizzando la tecnologia dell'hardware, ma il segreto è ottimizzare soprattutto il software a gestione dell'hardware, perché qui l'intelligenza, un po' come nel caso Google, che per arrivare all'1.10 ha dovuto utilizzare l'intelligenza artificiale. Oggi il segreto sta proprio nel software, perché oggi il software dà tutta quella versatilità che viceversa l'hardware a un certo punto manifesta dei limiti oggettivi. Ecco, questo è quello che fa Nutanix e così noi stiamo cercando di essere meno cattivi, se mi passi un po' l'eufemismo.
Basta. Per me direi che se non ci sono domande finirei qui, poi ci pensa Luca a mettermi in difficoltà. Grazie. Grazie Alberto per questa prima fotografia su 2 elementi, sottolineerei. Il primo, diciamo che non è unicamente una questione di hardware, ma bisogna ragionare in un'ottica di intelligenza diversa, no? sulla gestione delle risorse. L'altro elemento, l'altra parola che vorrei sottolineare, è la dimensione del paradigma, di un cambio, no? di lettura, no? nell'approccio alla gestione dei dati, più in generale al concetto stesso, no, di data center. Proprio con questa prospettiva io vorrei dare la parola a Salvatore Luzzo, direzione Alleanze Strategiche di Aruba. Abbiamo parlato di un percorso di diciamo così, di innovazione dal punto di vista della sostenibilità dei data center. Marco Bettiola ha sottolineato in modo molto evidente come ci sia un'attenzione verso anche le fonti rinnovabili come elemento assolutamente, diciamo così, da tenere in considerazione, quindi un mercato dell'energia nuovo, ma anche un'attenzione a dare continuità diciamo, energetica da fonti che non necessariamente sono in grado di assicurarla. Quindi darei la parola a Salvatore Luzzo per la sua presentazione. Sì, grazie. Intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio Regione Veneto, la provincia di Padova e l'università che ci permette di partecipare a questo evento e di presentare Aruba in questa veste un po' diversa rispetto alla classica veste di cloud service provider. Ho ascoltato con attenzione il discorso di Marco, la presentazione di Alberto, l'ottica con cui vogliamo rispondere e condividere le idee che sono state messe a fattor comune, la faccio diciamo pensando al nostro cloud data center di riferimento, che è il Global Cloud Data Center di Milano, che è stato realizzato nel 2017 proprio con l'idea di principio di condividere l'obiettivo di business di un cloud service provider come Aruba, quindi che vede la centralità sicuramente del cliente e che condivide pienamente quello che è stato detto sull'accompagnare nella trasformazione digitale i nostri clienti, sia pubblici della pubblica amministrazione soprattutto che privati, di seguire l'innovazione tecnologica sicuramente che il mercato offre progressivamente, ma soprattutto avere in qualche modo mantenere sempre un contesto di etica green, e proprio questo contesto e questa etica ci ha permesso di raggiungere per i nostri data center un massimo dell'efficienza energetica a impatto zero. Io vi vorrei condividere, per accompagnarvi in una sorta di come dire, passeggiata virtuale, vi vorrei condividere un video che noi abbiamo fatto insieme a National Geographic proprio per darvi l'idea di come abbiamo realizzato questo Global Cloud Data Center. Se mi permettete lo faccio immediatamente. Non so se riuscite a vederlo. National Geographic. Esplora, informa e preserva, da sempre con una visione responsabile nei riguardi del nostro pianeta. In un mondo dove il consumo globale di energia aumenta ogni giorno, ogni nostra scelta quotidiana, anche la più piccola, può fare la differenza.
Per questo dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare delle soluzioni. Per questo National Geographic incontra Aruba e il suo data center che viene alimentato solo grazie ad energia prodotta in equilibrio con l'ambiente. Inaugurato nel 2017, Global Cloud Data Center alle porte di Milano è il più grande data center campus d'Italia ed è stato interamente progettato da un team interno. Per questo le grandi performance nell'efficienza energetica sono motivo di orgoglio. Per alimentare il data center viene usata energia autoprodotta localmente grazie ad una centrale idroelettrica sul fiume Brembo e a migliaia di pannelli fotovoltaici sulle coperture. Il resto dell'energia necessaria viene prelevato dalla rete, ma sempre e solo con certificazione di provenienza 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, un sistema geotermico permette di raffreddare i server nelle sale dati con grande efficienza, eliminando gli sprechi e riducendo al minimo l'impatto ambientale. Per Aruba, il tema energetico e quello ambientale sono di massimo interesse. L'attenzione posta nella progettazione e nella realizzazione di una struttura così grande e potente e che consuma molta energia può davvero fare la differenza. L'innovazione tecnologica, la rivoluzione digitale e il domani ci pongono continuamente di fronte a nuove sfide, ma anche a nuove opportunità. Conciliare il futuro e lo sviluppo con la sostenibilità ambientale è una priorità per National Geographic. E offrire un IT davvero sostenibile lo è per Aruba. Non so se siete riusciti a seguire il video, non mi sono reso conto se l'audio fosse, diciamo, gradevole, però questo spot dà l'idea di effettivamente dell'impegno che noi abbiamo messo nella realizzazione del nostro data center. Una cosa in particolare, se avete notato, come criterio di costruzione abbiamo rispettato quello che poteva essere tutte le risorse disponibili nel territorio, in particolare nel data center, nel campus che vi ho appena presentato. Tutte le energie disponibili per i vari building e per l'alimentazione delle varie sale dati sono stati realizzati proprio grazie alla presenza di una centrale idroelettrica che è presente all'interno del campus, la copertura di tutti i building di celle fotovoltaiche e un sistema geotermico per la refrigerazione, per il cooling delle sale dati, che sfrutta le acque di falda per poter inserire nel circuito di raffreddamento di ogni sala l'acqua fredda a 9 gradi presente costante nella falda e farla circolare per tutto l'edificio. Questo è un esempio, diciamo, indicativo dell'impegno con cui noi abbiamo progettato questo data center, un po' in piccolo, quasi, diciamo, un'idea artigianale di qualità rispetto all'esempio che presentava Marco del data center subacqueo che aveva ipotizzato Microsoft. Nel nostro caso però è un data center che occupa un campus di 200.000 metri quadri, presenta una occupazione di potenza dell'ordine dei 60 megawatt a pieno regime quando tutti i building saranno saturi. Attualmente abbiamo circa 20 megawatt di potenza programmata e pianificata fino al 2022 e certamente un paragone, insomma, di degno rispetto per un data center importante, forse considerato tra i data center green più importanti che sono presenti adesso sul territorio italiano. Spero di aver dato un'idea di massima di come abbiamo realizzato e concepito il nostro data center. Grazie Salvatore, abbiamo visto, apprezzato, devo dire complimenti, la narrativa, diciamo, National Geographic è sempre molto, molto coinvolgente, ha molta capacità di esprimere il percorso di innovazione che avete fatto,
È interessante vedere come, appunto, ho detto anche dalle tue parole, avete calato e siete riusciti a integrare la vostra iniziativa all'interno del territorio in maniera, diciamo, da cogliere tutte le opportunità, ma allo stesso tempo da essere appunto integrati, quindi senza attività di stravolgimento, proprio nell'idea di sostenibilità che mettevi in campo. Io approfitterei proprio per questa attenzione, questo tema che tu dicevi rispetto al contesto territoriale, perché quello che è emerso dalla tua testimonianza, ma anche dalla relazione di Marco, è che c'è diciamo così, un doppio sguardo che si deve avere. Da un lato una dimensione globale, quindi tenendo in considerazione di quelle che sono le dinamiche che avvengono a livello internazionale, ma è comunque importante lavorare sul territorio, avere uno sguardo su quelle che possono essere le opportunità e le potenzialità che i data center possono avere all'interno di un territorio. Io darei proprio con questa, diciamo così, con questo spunto la parola a Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa Strategia ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto, con cui appunto come Dipartimento stiamo portando avanti questo progetto, per un suo contributo proprio sul tema. Luca, a te la parola. Grazie Eleonora. Intanto ringrazio anche Alberto Filisetti che mi ha ceduto la sua postazione, così il cambio in presenza è meno faticoso. E provo a dire due cose collegandomi anche alla tua domanda. La prima, che cosa stiamo facendo come Regione? La seconda, su cui tengo particolarmente, perché abbiamo contribuito a finanziare questo percorso di ricerca. Allora, che cosa stiamo facendo come Regione? Diciamo che come Regione stiamo operando su 3 livelli. Stiamo prima di tutto lavorando sul nostro data center. Il nostro data center è già un polo strategico nazionale, è stato riconosciuto nella lista dei 32. Siamo pronti a fare una serie di investimenti per migliorarlo ancora, e abbiamo lavorato in questi anni e stiamo lavorando proprio adesso per lavorare su quello che dicevo prima, che dicevano anche gli interventi precedenti, sia sul tema della sua virtualizzazione, dell'iperscale, sul tema dell'efficienza energetica. Il nostro obiettivo, in qualche modo, anche noi abbiamo un target di PUE che magari non è così ambizioso come quello di Google che citava prima l'intervento di Marco Bettiol, ma anche noi abbiamo l'obiettivo di ridurlo. Lo stiamo già facendo, abbiamo ridotto da 45 armadi rack a 10, stiamo consolidando l'infrastruttura, stiamo lavorando veramente intensamente sull'impianto di refrigerazione, sulla parte fisica, stiamo facendo tutta una serie di interventi grazie agli investimenti di risorse POR, perché questo è il primo tassello della nostra strategia: mettere in sicurezza il nostro data center e creare le precondizioni per accedere a un futuro che potrebbe essere diverso, visto che noi lo chiamiamo anche hub regionale, un unico data center in grado di erogare servizi un po' per tutto il territorio, in una logica mista, ibrida, in parte in presenza, cioè on-premise, in parte in cloud. Quindi è un po' l'idea strategica del nostro investimento. Per fare questo, per farlo diventare una regionale, stiamo lavorando con 2 progetti di convergenza molto importanti. Il primo verso il sistema delle aziende, delle società partecipate regionali, progetto che è partito circa 1 anno e mezzo fa, che vede anche qua un'attività intensissima di consolidamento di infrastrutture fisiche, ovviamente, che ci permetterà di consolidare e ottimizzare quei costi, ma anche quelle dinamiche di gestione che sono fondamentali. La tecnologia diventa sempre più complessa, le evoluzioni sono sempre più veloci, riuscire a fare massa critica, in questo caso con il mondo della sanità, con le nostre aziende, Veneto Lavoro, Veneto Strade, AVEP e quant'altro, risulta un passaggio fondamentale. Terzo passaggio della nostra strategia è il territorio. Crediamo tantissimo che il territorio, noi abbiamo 574 comuni in Veneto, 7 province, tantissimi enti minori che negli ultimi anni hanno proliferato, hanno mantenuto i loro piccoli data center. Per questo un passaggio fondamentale, se vogliamo rendere più sostenibile il digitale, è quello di consolidare, ridurre, razionalizzare, usando questa brutta parola, i data center, queste infrastrutture locali. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, abbiamo finanziato con 13 milioni di euro un bando che ha trovato una grandissima risposta da parte del territorio, 273 comuni su 7 aggregazioni territoriali, e stimiamo che nel giro di 12 mesi riusciamo a consolidare, passatemi questo termine molto grossolano, ma più di 2000 server. Sono numeri che ovviamente sono lo step 0 di questo percorso della sostenibilità digitale.
ma uno step fondamentale, perché altrimenti non riusciamo a guardare il futuro. Ecco. E quindi mi collego al secondo punto del mio ragionamento. Perché siamo qui oggi? Perché con molto orgoglio abbiamo sottoscritto questo accordo con l'Università di Padova e guardiamo al tema della sostenibilità digitale del futuro. Perché crediamo che anche la pandemia l'ha fatto anzi dico una cosa per togliersi, non vogliamo diventare come regione, e quindi guardo anche il mio direttore di gestori di data center, Google, Amazon, non ci interessa, ma crediamo che la pandemia ha messo in evidenza un tema di resilienza fortissimo. Non possiamo permettere che che il digitale sia completamente fuori dal nostro sistema. C'è la necessità di avere una dimensione di resilienza fortissima, per cui anche un pezzo di capacità elaborativa di conservazione dei dati deve essere controllato, in questo caso da un soggetto pubblico come la Regione, che lo faccia a una scala però ampia, non solo per se stessa. Quindi il primo punto, perché crediamo in questa ricerca. Secondo punto, estremamente interessante, crediamo che ci sia spazio per fare delle politiche attive, politiche industriali su questo ambito. Il Veneto è ricchissimo di iniziative di società, Veneto e il Nord-Est, mi permetto anche di allargare, di soggetti che operano nel mondo dei data center, sia direttamente perché hanno un proprio data center o perché offrono servizi al mondo dei data center. Riuscire a avere, partendo da questa ricerca, un tavolo di confronto e di dibattito con essi può essere un'occasione per veramente costruire e definire politiche pubbliche diverse anche su un settore molto particolare come questo del data center e di tutti i servizi, diciamo, della digitalizzazione. Non si può fare in astratto, bisogna partire dai numeri, da una rilevazione puntuale di quello che c'è in campo, da una mappa puntuale degli attori che già operano, ma c'è lo spazio per far diventare anche il nostro territorio un punto di riferimento in questo ambito. Grazie Luca De Pietro. Forte e ampio impegno allo stesso tempo della Regione Veneto. Abbiamo tempo a disposizione, direi di fare un secondo giro di tavolo virtuale e quindi chiederei ad Alberto Finisetti se si riappropria della sua postazione. Uno dei temi che è emerso dalla presentazione di Marco Bettiole, che rappresenta forse anche una prospettiva ulteriormente da esplorare riguarda, Marco ha usato il termine filiera, si parla anche di catene globali, del valore di dare un'attenzione a come tutte le imprese, tutti gli attori che ruotano attorno alla produzione di quello che è l'hardware e poi gli operatori lato software che sono coinvolti, che ruotano attorno ai data center, si stanno in qualche modo muovendo, possono diventare, come dire, attori attivi di questo processo di trasformazione in chiave sostenibile. Quindi la domanda che farei ad Alberto, in considerazione appunto del contributo e dell'esperienza di Nutanix, come vede in particolare chi produce, chi lavora, chi progetta in particolar modo l'hardware, se in qualche modo è pronto, quali sono secondo te le sfide maggiori che chi in qualche modo lavora nello sviluppo di progetti e di componenti, di tecnologie che poi costituiscono quello che è di fatto un data center, in questo nuovo scenario, in questo nuovo paradigma di cui voi siete protagonisti, in che direzione si stanno muovendo, qual è il tuo osservatorio, insomma, la prospettiva che vedi? Allora, ero a un convegno ieri, tra l'altro anche di Delfo, se non sbaglio, dove un Marco Gai il giorno prima aveva detto: l'ultima cosa di cui soffriamo è la mancanza di tecnologia e di innovazione. C'è una cosa per c'è una soluzione per ogni esigenza. Ovvio è vero, l'ecosistema deve, come ho detto prima, Nutanix per esempio è un'azienda che fa software senza hardware non funziona. L'ecosistema è il fatto di mettere insieme tanti piccoli o grandi elementi affinché il tutto funzioni nel modo migliore. Esistono comitati abbastanza legati comunque all'ambiente tecnologico e non soltanto, che hanno proprio quello come mandato. Da una parte può essere l'efficientamento, dall'altro l'interoperabilità, dall'altro sono tanti gli argomenti che vengono toccati. È una cosa assolutamente importante, ma soprattutto molto più importante è che le soluzioni, qualsiasi esse siano, che siano soluzioni fatte per erogare applicazioni su un cloud pubblico, così come è stato citato prima Google, ma ce ne sono tanti altri, che su un cloud privato o qualsiasi altra entità possano interoperare. Secondo me qui è la vera scommessa per il futuro.
più riusciamo a rendere interoperabili i sistemi a tutto tondo, vale a dire l'hardware col software, il software col software, più avremo comunque un risultato efficace, qualsiasi esso sia, qualsiasi risultato vogliamo raggiungere. Grazie, quindi diciamo nell'idea di ecosistema bisogna muoversi in una direzione in cui ci sia una consapevolezza comunque del fatto che la sostenibilità deve rappresentare un elemento, diciamo, a cui tendere, no? Da questo punto di vista, rispetto ai dati, anche in funzione del fatto che, diciamo così, la pandemia ce l'ha messo bene in evidenza, la disponibilità ancora meglio in evidenza, la disponibilità di risorse non sono così in qualche modo più abbondanti come si pensava in passato. Proprio su questo tema vorrei chiedere a Salvatore Luzzo, torniamo ad Aruba, l'esperienza del data center che abbiamo visto in Italia rappresenta un unicum. Mi piacerebbe capire con Salvatore, vista l'esperienza che ha avuto Aruba anche nella progettazione e sviluppo di questo data center, quali sono secondo lui le condizioni per la replicabilità anche a livello territoriale e in che modo soprattutto le sfide da un punto di vista energetico possono essere prese in considerazione da parte di chi sviluppa e poi gestisce i data center. Quindi in una battuta non sempre, diciamo così, diciamo, l'esperienza che voi avete visto con il fiume vicino, la geotermia, le vostre centrali in qualche modo è replicabile, oppure sì, questo lo chiedo direttamente ad Aruba. Sì, grazie. No, mi dai l'occasione per dire, diciamo, questa cosa. È vero che io ho parlato del Global Cloud Data Center come punto di riferimento e è un'eccezione sicuramente, perché anche gli altri data center del nostro network non godono di un fiume e non godono di una centrale idroelettrica che passa nel loro campus. Però, diciamo, è più, nel nostro caso, faccio proprio mia l'iniziativa che la proprietà di Aruba ha sempre percorso nella realizzazione di questi data center. La ricerca di una politica energetica per noi è una filosofia, fondamentalmente. E tutto il gruppo, tutto il network dei data center presenti in Italia di proprietà di Aruba vanno verso quella direzione. La direzione è sicuramente quella di avere un carbon footprint prossimo allo zero, anche se gli altri data center non hanno la possibilità di generare tanta energia come nel caso che vi ho rappresentato. Sicuramente tutti i data center, dove possiamo, abbiamo sempre adottato la politica di ricavare delle fonti alternative di energia come pannelli solari, l'energia, diciamo, autoprodotta, e questo è presente in tutti i nostri data center, dove possiamo anche un sistema geotermico o comunque un sistema che ci permette di garantire l'autoproduzione attraverso gas naturali, quello lo possiamo fare, ma la ricerca importante è che tutta la produzione di energia che scorre attraverso le nostre sale dati è certificata come garanzia d'origine. Quindi, indipendentemente dal fatto che noi possiamo raccogliere energia da terze parti, l'importante è che venga rispettata questa sorgente e che sia conforme alle direttive sia del Parlamento europeo sia delle delibere dell'autorità dell'energia italiana. Noi come Aruba abbiamo ottenuto questa certificazione di garanzia d'origine per tutti i nostri data center in Italia proprio nel 2013. Questo ritengo che sia comunque un'iniziativa fondamentale, è come dicevo, un percorso, una filosofia da adottare se vogliamo comunque garantire la politica di avere un impatto, una sostenibilità dal punto di vista energetico che possa in qualche modo classificare i data center come data center green. Anche il futuro data center che realizzeremo prossimamente a Roma e che sarà attivo nel 2022 avrà le stesse caratteristiche
dal punto di vista energetico, quindi sarà classificato green allo stesso modo, pur non avendo un fiume vicino piuttosto che una centrale a disposizione di autoproduzione. Avrà le caratteristiche che vi dicevo per garantirci questa sostenibilità energetica a firma di garanzia d'origine. Grazie. Prima di dare la parola a Idelfo Borgo per un approfondimento, diciamo, della prospettiva regionale sul tema della sostenibilità, volevo solo cogliere, avere un'ulteriore risposta da Salvatore Luso riguardo al tema che lui diceva della politica energetica, della strategia più in generale di sostenibilità che Aruba sta portando avanti. Se facciamo un parallelo con quello che è il mondo della manifattura, c'è un forte investimento appunto sul tema della sostenibilità che in qualche modo viene ricercata dal mercato, dai consumatori finali. Ecco, nella vostra prospettiva, avere un data center green, quali possono essere gli elementi di riconoscibilità o di differenziazione per il vostro mercato, stesso mondo privato e pubblico? Quindi quanto conta l'essere green al di là di una dimensione che è sicuramente anche di efficienza? L'essere green sicuramente si accompagna alla disponibilità sicuramente di, come diceva Alberto, di avvicinarsi anche alla tecnologia, alla disponibilità di tecnologia che alimenta le nostre sale dati, dal punto di vista delle infrastrutture, che in qualche modo completa come dire, la soluzione che possiamo fornire ai clienti, andando verso una virtualizzazione, verso un hyperscaling, verso, diciamo, quello che il mercato in qualche modo, come diceva Marco e come diceva Alberto, anche il mercato tecnologico richiama come esigenza di adeguamento al risparmio energetico. Il tradizionale verrà man mano lasciato e si passerà e si arriverà ad un'infrastruttura che tecnologicamente sarà adeguata al risparmio energetico, al footprint, al foot carbon, come dicevo, prossimo a zero, però nello stesso tempo alla massima efficienza ed efficacia. È uno dei motivi che in qualche modo poi ci permette di arrivare anche a garantire altri tipi di certificazione infrastrutturale. Quindi è tutto legato fondamentalmente nella ricerca di una massima efficienza e di una massima efficacia sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista energetico e di impatto ambientale. Grazie, grazie. Quindi diciamo il tema della sostenibilità va sempre più a braccetto con quella che sarà la tecnologia, diciamo, di oggi, ma soprattutto del futuro, quindi non si possono immaginare le tecnologie senza anche una loro ricaduta sostenibile da un punto di vista ambientale. Se noi adottiamo questa prospettiva, a questo punto do la parola a Idelfo Borgo, bisogna anche diciamo così, immaginare percorsi di politiche di accompagnamento che tengano conto della sostenibilità. Ecco, in questa prospettiva la Regione Veneto con l'agenda digitale quali opportunità offre, in che direzione state andando? Prego, Idelfo. Grazie. Allora, c'è un tema che mi sono preso alcuni appunti su quello che avevo sentito oggi. Sono alcuni numeri che avevo sentito, soprattutto quello che ha descritto Marco, in realtà che un po' a volte fanno paura. Spesso a volte la testa tende un po' verso a pensare, quasi andare verso ai concetti di decrescita felice che tanto a volte si sente, no? È anche chiaro che però su questo fortunatamente poi il pensiero mi ritorna anche mi ricordo a quando si studiava in storia nel periodo preindustriale, no? Quando c'erano le prime statistiche che uscivano e parlavano che l'elevato numero di carrozze trainate a cavallo rischiava di far sì che poi gli escrementi prodotti dai cavalli superavano anche dimensioni delle case del tempo, ma non avevano tenuto conto di cosa? Il fatto che la tecnologia ha fatto dei salti da gigante e che quindi non avevano pensato che nasceva il motore a scoppio, e quindi da lì è partita la rivoluzione industriale, no? È chiaro che la storia quindi ci ha insegnato che la tecnologia però tendenzialmente ha sempre migliorato la qualità della vita
e su questo quindi non dobbiamo dimenticarci di questo. No? È chiaro che però diventa fondamentale, ne abbiamo visto anche oggi, che l'impatto positivo sulla società si concretizza solamente se c'è appunto anche uno sviluppo sostenibile, no? Che però vorrei proprio sottolineare che sarà questo un po' quello che ci farà anche seguire e sviluppare i progetti poi in Agenda Digitale, che il concetto della sostenibilità fa parte di 3 elementi fondamentali, perché c'è la sostenibilità ambientale, economica e sociale soprattutto. No? Senza questi si rischia di non raggiungere i risultati, oppure se li raggiungiamo senza aver raggiunto tutti e 3 rischiamo che non riusciamo a mantenerlo poi nel tempo questi progetti, per cui dobbiamo concentrarci su questi 3 elementi, che ricordo, ambiente, economia e sociale. No? C'è un terzo elemento sul quale andremo anche a investire e sostenere, è proprio il fatto anche della conoscenza e delle competenze. Sembra un elemento a volte banale, ma anche la consapevolezza collettiva è un aspetto fondamentale. Teniamo conto che non dobbiamo dimenticare che l'impatto del digitale sull'ambiente non si limita solamente alla quantità di energia anche prodotta, ma anche di quello che la tecnologia ci costringe a smaltire. Ed è un concetto sul quale dobbiamo cercare di ricordare questo, e quindi è un problema che riusciremo a portare a risolvere solamente se sviluppiamo anche aumentiamo la consapevolezza collettiva. Ecco perché diventa importante nei nostri progetti sarà importante portare avanti quei modelli di progetti che porteranno avanti appunto lo sviluppo di competenze, che competenze d'altro canto si portano anche a fianco anche un uso consapevole dei strumenti e della tecnologia. Grazie. Grazie Delfo, grazie alla Regione Veneto. Siamo in chiusura, abbiamo esplorato con prospettive diverse il tema della sostenibilità. Avete capito che siamo all'inizio di un percorso lungo, che però in qualche modo dobbiamo tutti intraprendere, sia come ricerca, sia come pubblica amministrazione, sia come l'ecosistema, diciamo così, degli operatori del digitale, perché tutti insieme in qualche modo dobbiamo riuscire a identificare dei modelli che siano economici ma anche tecnologici sostenibili. Io lascerei la parola alla provincia che ci ospita. Grazie mille, prego, se vuole intervenire mio. Sì, io ringrazio voi invece per aver accolto il nostro invito e aver portato qui questo evento. Vi porto i saluti del Presidente Fabio Bui dell'amministrazione provinciale. Riteniamo molto importante per noi che questa iniziativa si sia tenuta qui oggi, un'iniziativa che, anche se tenuta in distanza per le limitazioni che l'aggravarsi della situazione Covid ci ha imposto, tratta di 2 tematiche veramente attuali e veramente importanti. Parla innanzitutto di ambiente, perché mai come in questo momento la società ha una consapevolezza in tematica di sostenibilità ambientale che ci permette di immaginare un futuro proprio partendo dalla consapevolezza che le risorse ambientali sono limitate e che servirà tener conto della fragilità di un ecosistema per immaginare quella che sarà lo sviluppo della nostra società. Parla di tecnologia, questa sconosciuta, direi, che per anni è stata forse anche snobbata, messa in secondo piano, che è diventata improvvisamente attuale nel momento in cui il Covid ci ha imposto a individuare modalità alternative per tenere le lezioni, per tenere gli incontri, per tenere la convegnistica come stiamo facendo oggi. Penso che la più grande percentuale di popolazione che fino ad oggi non aveva mai parlato di tecnologia sia stata contattata da questa necessità di parlare di tecnologia proprio durante questa emergenza Covid. È stato un accelerante incredibile il Covid, ha fatto molto più di migliaia e migliaia di convegni per parlare di importanza di infrastrutture e di tecnologia. Oggi questi due argomenti li abbiamo trattati con grande capacità e con grande autorevolezza, e li abbiamo trattati in questa sala, in questa provincia un po' malconcia, perché negli anni ha perso di splendore, ha perso di importanza, ma per fortuna trattiene sia la materia dell'innovazione tecnologica, delle infrastrutture, dei sistemi informativi e dell'ambiente, le trattiene come funzioni fondamentali, e ho la fortuna di trattenere queste deleghe in questo momento in provincia. Spero e immagino in un prossimo futuro per la provincia di Padova, ma per tutte le province, un ruolo ancora più importante in questo processo di innovazione, di innovazione sia tecnologica e non, tenendo conto dell'importanza della sostenibilità ambientale. Quindi che sia questo un profondo, proficuo percorso fatto assieme
E quindi sono io a ringraziare voi, a ringraziare la Regione, a ringraziare l'Agenda Digitale, a ringraziare l'Università per aver colto il nostro invito e aver portato qui questo evento. Quindi grazie a voi. Grazie, grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito finora. Vedo che non ci sono domande che arrivano attraverso la chat, siamo comunque a disposizione sia come Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, soprattutto come Regione Veneto, Agenda Digitale. Questo sarà il primo appuntamento di una serie di appuntamenti che ci coinvolgeranno come attività di progetto nel corso dei prossimi mesi. Io ringrazio i due nostri ospiti che insieme alla Regione Veneto sono intervenuti, Aruba e Nutanix, e vi ricordo che noi stiamo registrando abbiamo registrato questo webinar e sarà poi messo a disposizione sui nostri canali. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a voi, buonasera.